L'utenza deve necessariamente informarsi prima di partire, contattando i vari centri operativi della Polizia Stradale, le concessionarie autostradali, cercando di apprendere notizie dai social, dalle trasmissioni radio-televisive, per vedere se quella strada, quell'itinerario che dovranno percorrere, vi sarà un traffico intenso o meno, perché c'è possibilità, almeno nell'imminenza delle partenze, di sapere questo tipo di notizie. Una raccomandazione chiaramente è di partire sicuramente allacciando le cinture di sicurezza sia nei posti anteriori sia nei posti posteriori, essere riposati, scegliere magari orari in cui si spera che il traffico sia meno intenso, quando si è stanchi ci si ferma, ci si riposa e poi si riprende il viaggio. Cercare di non abbondare con pranzi, cene, libagioni, perché diciamo anche tutto il processo digestivo dà sonnolenza, perciò in sicurezza nel condurre i veicoli. Se sabato scorso si erano registrati 177.000 passaggi, non sono da meno quelli attesi per questo fine settimana lungo le autostrade del Veneto. Queste le previsioni di Autovie. Secondo fine settimana di controesodo con i vacanzieri di ritorno dalla Croazia, dalla Slovenia, dalle località di mare dell'Adriatico e dalla montagna. Numerose le pattuglie della Polizia Stradale lungo la tratta autostradale. Si raccomanda nessuna distrazione alla guida e il rispetto dei limiti di velocità. In questi periodi vi è un aumento della presenza delle pattuglie, specialmente negli snodi principali. Consideriamo che il Veneto è percorso dalla 4 nella sua interezza e soprattutto nella tratta da Brescia a Venezia il traffico si prefigura molto intenso. Snodo di Padova, tutto il bacino attinente le località del lago di Garda, perciò con i vari parchi di divertimento. In quei luoghi la presenza delle pattuglie zona di Venezia è sicuramente aumentata. I colleghi a bordo sono capaci di fornire ogni notizia utile perché tramite gli apparati telefonici e radio sono informati sulla situazione che vi è in quel preciso istante nelle autostrade di nostra competenza. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di sabato e dalle 7 alle 22 di domenica.